Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Decima giornata della Serie B-Win. Allo Stadio Menti si affrontano Vicenza e Verona in un derby veneto fra due squadre in cerca di riscatto. I padroni di casa sono alla ricerca del primo successo in campionato, con la sfida contro il Verona che rappresenta la seconda uscita sulla panchina dei vicentini per Luigi Cagni, che all'esordio con i biancorossi ha raccolto un pareggio in quel di Grosseto. Il Verona dal canto suo sta disputando un buon campionato dove ha finora ottenuto 12 punti, ma è secco di vittorie da 3 turni ed è reduce dalla sconfitta casalinga con il Torino. Arbitra il signor Giacomelli della sezione di Trieste, assistenti Masotti e Melloni, quarto uomo Bindoni. La prima emozione del match è all'8° quando Bjelanovic ruba palla ad un difensore vicentino e prova la conclusione, ma il tiro viene ribattuto da Frison. Vicino al terzo gol in campionato il croato. Poco dopo risponde il Vicenza con Augustin che gira questa palla, ma Rafael non ha problemi a bloccare la sfera. La punizione era stata battuta da Paro, molto attivo in questo inizio di gara. Ed infatti al 26° è proprio il centrocampista ad andare via e provare questo tiro dalla distanza con la palla che termina di poco a lato della porta difesa da Frison. Ottimo inizio di gara per l'ex centrocampista di Juve e Genoa. Il Verona torna pericoloso poco tempo più tardi con Russo che in aria serve Gomez il quale punta la porta, ma all'ultimo Bastrini riesce a toccare la palla spediendola alta in corner con qualche brivido per Frison. Al 42° poi punizione per il Vicenza, conclude abbruscato con Rafael che fa buona guardia e la prima frazione termina quindi a reti bianche. In avvio di ripresa però il risultato cambia immediatamente perché al 50° il neoentrato Gavazzi mette in aria questa palla per Augustin che tutto solo sul secondo palo non ha problemi ad insaccare la sfera per il vantaggio del Vicenza. Primo gol in questa Serie B-Win per il difensore polacco alla sua prima volta in Italia. Rivediamo nel replay il perfetto stacco di testa di Augustin. 3 minuti più tardi i padroni di casa vanno vicino al raddoppio con Soligo che mette in mezzo da bruscato, gira la palla che però termina a lato. Al 78° Gomez appoggia indietro da Alfredson con questo perfetto rasoterra batte Frison per l'1-1. Seconda rete in questa Serie B-Win per l'islandese, già a segno in stagione in Coppa Italia. Andiamo a rivedere l'azione che porta al pareggio il Verona per l'esultanza di Mandorlini con la palla che viene messa al centro. Gomez la controlla e appoggia all'indietro e per Alfredson è davvero un gioco da ragazzi concludere a rete. Il Verona prende poi in controllo della partita, ma l'unico attacco del Vicenza, i padroni di casa trovano il gol all'83° con Paro che mette in mezzo e da bruscato batte Rafael. Gli ospiti hanno poi un'occasione di pareggiare quando su questo cross lungo la palla arriva ad un soffio da Ferrari che di testa non riesce a girarla in rete. Grande occasione per il Verona. Il Vicenza invece sfiora il terzo gol con Paolucci che finisce per colpire il palo. Nel finale c'è un'azione interminabile in area vicentina con una serie infinita di batti e ribatti, ma il Verona non riesce a concretizzare questa ultima chance e così finisce 2-1 per il Vicenza sul Verona, con i biancorossi che colgono la prima vittoria in questa Serie B-Win e salgono a quota 7 punti in classifica.